Uniti dalle acque del Brenta, recuperati i corpi di Ramesh e Stefan, che non ha esitato a lanciarsi nella corrente per tentare di salvare il giovane in difficoltà. Il coro è unanime, è stato un eroe. La disperazione degli amici, dei parenti delle vittime, il ricordo delle ultime parole dell'eroico campione di braccio di ferro, un ragazzo dal cuore d'oro. Sfiorata la tragedia durante lo spettacolo pirotecnico che ieri sera stava concludendo al Lido di Venezia la festa della Madonna di Marina, 2 feriti, il più grave un bambino in villeggiatura. Agguato nella zona industriale di Montebello Vicentino, 41enne aggredito a colpi di macete, in gravissime condizioni, indagini in corso per individuare il responsabile. Ed è caccia al pirata della strada che ieri sera a Dormelle ha travolto e ucciso un 50enne. Si cerca una Fiat Grande Punto. Costituisciti se hai una coscienza, è l'appello del direttore dell'azienda dove lavorava la vittima. La classifica del Sole 24 Ore, il governatore più amato è Federica Zaia al terzo posto, sorpassato da Bonaccini, e tra i sindaci balzo in avanti di Mario Conte. Incredibile a Torreglia, una cagnolina di 2 anni e mezzo resta chiusa per ore nel vano motore di un'auto anche in corsa e ne esce illesa. Il telegiornale del Veneto, buonasera. E siamo alla cronaca con la tragedia delle acque del Brenta. Siamo a Campo San Martino, nel Padovano, dopo il recupero nella tarda serata di ieri del corpo di Bogdan Stefano Cristoiu, che non ha esitato a lanciarsi nella corrente per salvare un giovane in difficoltà. A ridosso di mezzogiorno i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il secondo corpo, un ragazzo di appena 23 anni. Il 23 di luglio adesso dovrebbe essere il suo compleanno di fare 30 anni, infatti io scherzavo con lui e gli dicevo faremo una grande festa visto che cambi il prefisso e lui mi ha detto non lo so. Sabato sera mi ha chiamato, mi fa Lilia, guarda io domani vorrei trascorrere tutta la giornata con voi perché io non ci sarò più. E mi dispiace che non sono andato ieri in piscina con lui, che magari se andavo in piscina era vivo. Piange Lilia, accorsa con Daniel con la foto di Stefan Cristoiu e un mazzo di fiori nella spiaggetta naturale lungo il Brenta a Campo San Martino. Il corpo del giovane eroe è stato ritrovato nella tarda serata di domenica e recuperato nel cuore della notte dai sommozzatori del Vigili del Fuoco, dopo che intorno alle 17 si era lanciato in acqua nel tentativo di salvare Ramesh, 23 anni, arrivato a Padova solo 2 mesi fa dallo Sri Lanka. Alla ricerca di refrigerio aveva nuotato nel fiume, ma nel punto che i residenti chiamano la morta non ce l'aveva più fatta. Stefan Cristoiu, non ha ancora 30 anni, lo ha visto e si è lanciato in acqua. Lo ha raggiunto e gli ha addirittura toccato una mano, ma la corrente alla fine ha inghiottito entrambi. Sono le 11:30 quando anche il corpo di Ramesh Ganegedara viene individuato e trascinato a riva da un sommozzatore dei Vigili del Fuoco. La corrente è forte, lo sforzo anche per un vigile del fuoco allenato grande. Abbiamo trovato al centro della morta all'interno di un giro di correnti veramente importanti. Siamo veramente soddisfatti di aver condotto le ricerche in questo modo e con estrema difficoltà abbiamo estratto il corpo del fiume. Abbiamo usato una comunicazione telefonica col sommozzatore e lo abbiamo indirizzato fino a un punto dove ritenevamo ci fosse il target. Che cosa vi ha orientato ad andare a cercare proprio lì? Abbiamo ricevuto le indicazioni dei colleghi sommozzatori che questa notte hanno trovato l'altro corpo. Riteniamo che i 2 corpi fossero vicini e quindi abbiamo continuato le ricerche in quella direzione. 16 gradi la temperatura dell'acqua, una visibilità pari a 0. Operazioni rischiose per i soccorritori che con professionalità sono tornati a immergersi nelle acque del Brenta e hanno individuato il corpo di Ramesh nell'area dove ieri sera era stato recuperato Stefan. Ricomposto a riva è il medico del 118 ad accertare la morte di Ramesh Ganegedara. C'è una leggera brezza lungo la riva del grande fiume. Le sue acque, ancora una volta, sono risultate fatali. 2 giovani uniti da un tragico destino a Campo San Martino, la famiglia di Stefan, l'eroe che non ha esitato un secondo a lanciarsi in acqua, e poi i connazionali di Ramesh, originario dello Sri Lanka.
Vogliamo metterci, così vede la gente, un campione. Era campione di box? No, era campione di braccio di ferro. Però era un campione su tutti i modi. Stefano sapeva nuotare? Sapeva benissimo nuotare, infatti nel momento in cui il primo ragazzo stava per affogare, sono buttati 2 o 3 ragazzi, ma lui, essendo molto forte, è riuscito ad arrivare primo. Daniel e Lilia, cugini di Stefan, piangono l'uomo dal cuore d'oro, piangono l'eroe. In Italia da quando aveva 4 anni Stefan Cristoiu viveva da un anno a Villanova di Campo San Piero, dove aveva acquistato la sua prima casa. Ha fatto tanti sforzi e alla fine era uscito, era così contento. In che settore lavorava? Corriere. Ieri sera lo aspettavo alla cena, che doveva venire a cenare da noi. Alle 5 minuto gli ho scritto: cosa fai, non vieni? E lui mi fa: sto ancora un pochino fino alle 7, alle 7 sono da te. E non è arrivato. Era un campione di braccio di ferro, Stefan, che 2 settimane fa era tornato da Istanbul, dove aveva partecipato a una gara. Una persona buona, altruista, che non ci ha pensato un attimo a prestare soccorso a Ramesh. Avrebbe compiuto 30 anni il 23 luglio, Stefan. Ramesh di anni ne aveva 23. Era arrivato in Italia dallo Sri Lanka solo 2 mesi fa e qui era sostenuto dalla sua comunità. È venuto a fare una picnic qua, a fare il barbecue e fare un bagno, però in zona molto pericolosa. Alla fine lui è andato a fare il bagno un attimo e è tirato giù. Che ragazzo era Ramesh? È un bravo ragazzo, simpatico. Perché era venuto in Italia? Cercano lavoro e per quello, come noi una volta, e adesso sta cercando lavoro, è venuto qua e ha fatto una bella vita qua, però comunque è andata a finire brutto. Commosso dal gesto di Bogdan Stefan Cristoiu, anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Assolutamente è un fatto che tutti noi dobbiamo ricordare, lo ricorderemo per sempre, perché quello che è accaduto è assolutamente una tragedia, un atto eroico. Il consigliere regionale Luciano Sandonà, che vive poco distante, ha chiesto che quella spiaggia sia chiusa. Esiste già un divieto di balneazione, ma evidentemente non basta. Un tratto maledetto quel pezzo di Brenta dove il fiume compie un piccolo salto e si incastra nella vegetazione. Una spiaggetta molto frequentata ma di fatto pericolosa perché qui la corrente forte non lascia scampo. Lo sa bene anche il consigliere regionale Luciano Sandonà, che una decina di anni fa salvò 4 operai stranieri che si erano gettati in acqua per trovare un po' di refrigerio, richiamandoli subito a riva. Sandonà ha trascorso la domenica pomeriggio seguendo le operazioni dei vigili del fuoco. Chi è del posto evita di entrare in acqua. Qui c'è il divieto di balneazione. Qua c'è una corrente che è fortissima, è spinta dal dislivello del fiume, che crea delle buche, crea dei gorgogli, il Brenta si gira, torna indietro e questo a volte risucchia e porta giù le persone. Un divieto di balneazione che non basta. Un anno fa in questo punto un'altra persona è morta nonostante sapesse nuotare. La spiaggetta, dice Sandonà, dovrebbe essere chiusa. Occorre fare un qualcosa in più e vietare per esempio l'accesso a questa spiaggia che è diventata pericolosissima, perché questo è l'unico sistema, perché qui nei giorni scorsi c'erano centinaia di persone, poi ci sono i palloni, ci sono i materassini, i bambini giocano, è un attimo che un bambino gli venga voglia di entrare in acqua e questo è il problema. Sandonà ora chiede di dare a Stefan Cristoiu un riconoscimento per il suo gesto di altruismo che gli è costato la vita. È un gesto di altruismo e di eroismo estremo e credo che dovrà essere in qualche modo ricordata questa persona. Cambiamo argomento, si è sfiorata la tragedia durante lo spettacolo pirotecnico che ieri stava concludendo al Lido di Venezia la festa della Madonna di Marina. Vediamo. Madonna! Sono le 23:45 di ieri sera quando, a pochi minuti dal termine dello spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio che doveva concludere in bellezza i festeggiamenti per Madonna di Marina a Malamocco, antico borgo del Lido di Venezia, una festa perfettamente riuscita fino a poco prima,
Per un incidente, alcuni fuochi, anziché essere sparati verso l'alto, raggiungono le persone che sono assiepate lungo la riva. Scoppia il panico, la fuga e il pianto dei bambini. Alla fine il bilancio conta di 2 feriti, il più grave un bimbo di 10 anni ferito alle gambe con ustioni causate da frammenti incandescenti. Ricoverato in pediatria all'ospedale civile di Venezia, non è in pericolo di vita. Il bilancio sarebbe potuto essere ancora più drammatico se i fuochi impazziti e fuori controllo avessero colpito in testa le centinaia di persone assiepate lungo la riva. Il racconto di un testimone, Matteo Pistorello. Molti bambini che sono restati letteralmente terrorizzati da quanto accaduto. Io stesso con la famiglia siamo scappati, ci siamo portati fino al chiosco, convinti di essere al sicuro. Sono tornato indietro per dare assistenza alle persone in riva che gli era scoppiato il fuoco a pochi metri da me, e sono stato di nuovo rinvestito da altre 3-4 cariche che sono arrivate questa volta invece fino al chiosco, e da lì la gente si è allontanata addirittura fino alla piazza. Sul porto i soccorsi sono arrivati subito. I volontari dell'associazione, il 118, pompieri e carabinieri per le indagini. Lo spettacolo pirotecnico è stato curato dall'azienda La Pirox di Caloneghe nel Padovano, che ha l'obbligo di garantire la sicurezza. L'associazione Festeggiamenti Malamocco non ha dunque alcuna responsabilità, anzi semmai è parte lesa insieme ai feriti, e nemmeno il comune Overa hanno avuto compiti organizzativi. Solidarietà e il sostegno dell'amministrazione a tutti coloro che sono stati feriti e ai loro familiari. Nessuna ripercussione sullo spettacolo pirotecnico del Redentore di sabato prossimo, come spiega l'assessore Zuini. Già avvisiamo che invece questi sono curati da Vela per conto del Comune di Venezia, e come ogni anno il sabato mattina la commissione per i materiali esplodenti sarà sulle chiatte a verificare tutte quante le chiatte, tutti quanti i lanci di partenza, in modo da dare la massima sicurezza all'effettuazione di fuochi del Redentore. Nel Vicentino ora a Montebello, dove un uomo è stato aggredito a colpi di macete, è ricoverato in ospedale. E caccia all'uomo alla ricerca dell'aggressore dell'operaio di origini indiane colpito stamani con un macete, ricoverato al San Bortolo in gravi condizioni. Una lunga scia di sangue, quella lasciata sull'asfalto in via Lungochiampo a Montebello Vicentino, in zona industriale, dove si è consumata la vicenda poco prima delle 7. Dinamica tutta da ricostruire, ignote le cause, indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Valdagno. Secondo le prime indiscrezioni, l'aggressore avrebbe affrontato l'uomo prima a parole, poi estraendo il macete e colpendolo più volte per poi darsi alla fuga. La vittima, dipendente di una conceria della zona, sarebbe stata poi soccorsa dal titolare di una ditta vicino al luogo dell'aggressione e trasportata in ospedale a Vicenza in rianimazione. Episodio di violenza tutto da chiarire che ha gettato nello shock la comunità di Montebello Vicentino. Ho provato a informarmi se sapevamo delle criticità in zona, invece non avevamo nessuna avvisaglia. Certamente è un fatto serio, importante, che come amministrazione seguiremo in modo particolare. Montebello è un paese tranquillo, quindi non è mai successo cose del genere, e quindi starà anche noi come amministrazione di fare in modo che le cose si calmino subito e che soprattutto vengano risolte. Siamo nella Marca trevigiana, Dormelle, dove è caccia al pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso un 50enne. Si cerca una Fiat Grande Punto. Costituisciti se hai una coscienza, l'appello del direttore Casa Vittoria, dove la vittima lavorava. Costituisciti, perché al di là dell'incidente c'è anche la gravità di una persona disabile, di una persona che non era in grado di potersi difendere se c'era la possibilità di difendersi, quindi spero che si possa costituire, e se non lo fa credo che non possa avere la coscienza a posto la notte quando va a letto.
Andrea Serra, direttore di Casa Vittoria, si rivolge direttamente al pirata della strada che ha ucciso e travolto Massimo Feletto, il 50enne con sindrome di Down, che qui nella struttura di San Polo di Piave era uno di casa, curava gli orti e le serre Massimo e lo faceva con totale abnegazione. Ormai era uno di noi, quindi faceva parte della famiglia di Casa Vittoria. E la notizia che è arrivata ieri sera è stata veramente un colpo al cuore. Per noi è una mancanza molto forte, perché comunque era un ragazzo buono, generoso, soprattutto per la situazione che aveva. La caccia al pirata della strada è aperta. Si cerca in particolare una Fiat Grande Punto di colore chiaro, il cui specchietto è stato trovato nelle vicinanze del punto d'impatto, in via Campagne a Tempio di Ormelle, dove i carabinieri sono tornati anche nelle scorse ore per un nuovo sopralluogo. Massimo stava passeggiando vicino casa sul ciglio della strada con la badante quarantenne quando il veicolo li ha urtati. Sono da poco passate le 9 di domenica sera, è ancora chiaro, la donna riporta ferite lievi, Massimo invece viene sbalzato per diversi metri e muore praticamente sul colpo. L'automobilista non si ferma a dare soccorso e svanisce nel nulla. Seguono attimi concitati, ma le indagini partono subito, scandagliate le telecamere di tutta la zona. Tutto quello che è in nostro possesso, una parte di immagini sono già state consegnate alla compagnia di Conegliano che sta seguendo le indagini. Ancora tuttora in questo momento stanno scandagliando tutte le immagini possibili e tutti i lettori targhe della zona per andare ad individuare con precisione l'autore di questo gesto. Lo stesso Fantuzzi conosceva Massimo, attivo anche in parrocchia a Tempio. Sempre disponibile a dare una mano a raccogliere appunto l'elemosina, quindi era un personaggio conosciuto da tutti. E per Massimo ora tutti chiedono giustizia. Un gesto del genere non va assolutamente perdonato e non va lasciato perdere. Sindaci e governatori, è uscita la classifica del Sole 24 Ore, a sorpresa Luca Zaia perde 2 posizioni mentre vola in classifica Mario Conte, sindaco di Treviso. Stiamo parlando di statistiche, poi diciamo è fondamentale lavorare. Considerate che il mio lavoro è tutto incentrato sul Veneto, quindi ho fatto quello che dovevo fare, poi il confronto ovviamente deve essere fatto, viene fatto dai giornali, se si faccia pure non mi cambia nulla e devo dire solo che è un bel risultato, il 66%. Nella classifica del Sole 24 Ore che puntualmente ogni anno mette a confronto i sindaci e i governatori d'Italia, la governance pool, il governatore del Veneto perde 2 posizioni, scivola dietro Stefano Bonaccini. Nel 2023 Zaia era al primo posto, seguito da Federica, oggi in testa. La prende con vero spirito sportivo il governatore del Veneto. Ho lavorato per i Veneti e dice e lo farò fino all'ultimo giorno, alludendo forse a quel terzo mandato che fino ad oggi gli è stato negato. È fondamentale che i Veneti abbiano la tranquillità di avere un governatore che fa il governatore per il Veneto, difende il Veneto fino all'ultimo giorno. Mandato che potrebbe raccogliere come candidato del centrodestra, viste le preferenze messe a segno nello stesso sondaggio, proprio quel Mario Conte, sindaco di Treviso, che in classifica sale vertiginosamente fino ad approdare nella top 5. Diciamo che è l'inizio di un percorso che si basa sul grande impegno, sul grande lavoro, il grande ascolto nei confronti della comunità, poi quello che sarà in futuro francamente non ve lo so dire, di sicuro però il presente si chiama città di Treviso. Conte ringrazia i trevigiani per la fiducia, le aspettative vanno ripagate, dice lavorerò ancora più sodo. Sul possibile approdo in regione come candidato per ora glissa, ma non esclude. Ovviamente farebbe piacere a chiunque, però sono orgoglioso che il mio nome oggi sia accostato a quello del sindaco di Treviso. Intanto c'è grande attesa per capire a chi sarà assegnato il posto dell'assessore Elena Donazzani in regione. Zaia conferma di essere in attesa delle sue dimissioni ufficiali che potrebbero arrivare già venerdì. Poi il confronto con gli alleati. Mi confronto con chi comunque riesce a far sintesi rispetto a quel partito, visto e considerato che è innegabile che quello è uno spazio che io ho sempre dedicato a Fratelli d'Italia. Una storia che ha dell'incredibile. Ciocco, cagnolina Jack Russell di 2 anni e mezzo, è rimasta chiusa nel vano motore di un'auto anche in corsa e ne è uscita illesa. Sentiamo la sua storia. Andavo in cerca del cane e l'avevo dentro il motore della macchina. Una storia incredibile. Per ore sabato la famiglia Marchiori, residente a Torreglia nel Padovano, ha cercato Ciocco, una Jack Russell di 2 anni e mezzo, credendo che fosse scappata o che qualcuno l'avesse presa. Dopo circa 9 ore, la scoperta sconvolgente. La cagnolina era nel vano motore dell'auto. Ho preso la macchina e sono andato in giro per Torreglia, Luvigliano, poi sono tornato a casa, ho messo la macchina
in garage e dopo nel pomeriggio ho cominciato di nuovo a cercarlo. 2 o 3 ore, ma sempre correndo piano. La proprietaria Ilaria è solita lasciare Ciocco dai genitori perché non resti sola a casa mentre lei è al lavoro e così ha fatto sabato. Quando la madre l'ha informata che era sparita, ha immediatamente pubblicato un annuncio nel gruppo Facebook 6 di Torreglia e molti cittadini si sono mobilitati, mentre il padre continuava le ricerche in auto, ignaro che Ciocco fosse all'interno. Dopo ore Ilaria, come ultimo tentativo, si è rivolta a un esperto. Ciocco ha battuto tutti i record che deteniamo. Alle 18:30, quando sono arrivato a Torreglia, a casa del papà di Ilaria, mi sono trovato una situazione in linea con tutte le ricerche effettuate in questi anni. Abbiamo iniziato una prima bonifica aerea, nel mentre è arrivata la figlia di Ilaria e abbiamo sentito un abbaio. Dopo 40 minuti che giravamo, pensavamo che l'abbaio fosse di un altro cane. Ma così non era e sentendo la voce della piccola padrona Camilla, Ciocco si è fatta sentire. Sono arrivata a casa dei miei nonni, il mio cane ha abbaiato. Siccome lei riconosce tutte le macchine dei miei familiari, ha riconosciuto quella dove ero. A quel punto il campo delle ricerche si è ristretto, ma ancora non si capiva dove fosse il cane. Mi sono inventato di aprire il cofano della macchina del papà di Ilaria, che ricordo macchina che è stata in giro per Torreglia e limitrofi tutto il giorno alla ricerca di Ciocco stesso, con temperature all'interno del cofano che si saranno avvicinate come minimo ai 100 gradi e Ciocco era lì, tra la cinghia di distribuzione e il radiatore. Smontando alcune parti meccaniche, in 3 sono riusciti ad estrarre Ciocco, che era provata ma illesa, sotto gli occhi increduli dei presenti. Pensavo non ce l'avessi proprio fatta, ma quando ho visto che stava bene, che veniva verso di me, ho avuto una gioia immensa per lei, perché io non so come farei senza la sua presenza nella mia casa. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia a seguire il telegiornale di Venezia.